accompagnato in questo viaggio. Siamo arrivati, queste sono le grotte di Calamo. Esatto. Ecco, spieghiamo bene un po' la loro storia, cioè da quando nascono e addirittura so che in questa città ci sono circa 100 tra insediamenti e grotte. Esatto. Rossano è famosa sia per il suo codex, che è patrimonio UNESCO, sia per la sua storia bizantina, perché è stata l'ultima capitale bizantina d'Occidente dopo la caduta di Ravenna. Fino al 1425 l'ordinamento sociale, ecclesiastico, amministrativo e militare era bizantino, l'unica città bizantina fino al 1425 in Italia. Ma cosa facevano in queste grotte di Calamo? In queste grotte i pastori raccoglievano e tenevano per la notte al sicuro da cani o da lupi le loro mante, le loro greggi, quindi erano o mangio di capre o di pecore o di bovini o di equini. Possiamo visitarle all'interno? Ma certo. Andiamo. La civiltà rupestre come fenomeno di aggregazione sociale si esaurì intorno al XIV secolo. Ovviamente con il passare del tempo l'uso abitativo delle grotte passò man mano in disuso per dare spazio a quelle che sono le case più moderne, come ad esempio quelle di tipo palazziale. È chiaro che anche per quanto riguarda l'attività sociale che all'inizio c'era all'interno della grotta, pian piano si perse nel corso del tempo. Ed eccoci qua, io sono uscita da questa grotta e a breve mi incontrerò con il dottor Sabatino che ci spiegherà e ci darà qualche informazione proprio su quella che era la vita sociale, ma non solo, anche qualche informazione storica. È vero, dottor Sabatino, mi dica un po' dove ci troviamo e che tipo di cenni storici ha da raccontare ai nostri telespettatori? Innanzitutto buongiorno a tutti, ci troviamo in località Grotta Calamo del comune di Corigliano Rossano, area urbana Rossano. Grotta Calamo significa grotta delle grotte perché Calamos in greco antico significa appunto grotta. Queste grotte venivano usate, scavate nel tufo, venivano usate come ricovero per gli animali allevati, quali le greggi di capre, di pecore o di equini o talvolta di bovini, in modo che durante la notte non fossero attaccati da lupi. Le chiedo scusa, dottor Sabatino, ma oltre a queste grotte, qui nella zona, esistono altre grotte magari con la stessa funzione o hanno una diversa funzione proprio magari, non so, per la morfologia o per quello che rappresentano? Tra l'altro lei mi ha fatto venire in mente dal greco, no? Ad esempio pensiamo al deserto del Sahara, altro non significa che deserto è deserto, giusto? Esattamente, è proprio così, è una ridondanza linguistica. Ci sono vari tipi di grotte in Rossano, quelle sparse nell'agro di Rossano, quindi nella campagna rossanese, avevano funzione prettamente di ricovero per gli armenti, quindi per gli animali allevati quali capre o pecore o cavalli o asini o muli, oppure anche duplice funzione di ricovero anche per i pastori, coloro che allevavano o portavano al pascolo questi animali. Successivamente furono utilizzati anche come opifici, cioè luoghi dove venivano trasformati i prodotti dell'agricoltura, quindi le olive, in olio, quindi venivano usati anche come dei piccoli frantoi. Quindi le chiedo scusa, possiamo dire che la vocazione di questa terra in realtà altro non è che la coltivazione delle olive e anche degli agrumi, però, se non sbaglio, giusto? Esattamente, in questa zona si coltivano prettamente ulivi, ma nelle zone più ricche sotto il profilo agronomico ci sono anche degli agrumeti. Qui la differenza tra le grotte di questa località e le grotte che troviamo in Rossano o nella montagna di Rossano è che quelle, le altre, non queste,
erano utilizzate come cenobi o come luoghi di preghiera per i monaci che furono perseguitati durante il periodo iconoclastico e fuggirono dalla Grecia per rifugiarsi qui in Calabria. Quindi le grotte di Rossano, soprattutto al centro storico, sono grotte monastiche. Queste invece sono grotte pastorali che servivano per l'allevamento, mentre le altre erano grotte dediche al culto e all'ascesi. Dottor Sabatino, io la ringrazio perché ovviamente è stato anche questa volta tanto chiaro. Detto questo, io non posso che dare la linea a Giuseppe e far notare ovviamente a tutti i nostri telespettatori di quante bellezze naturali abbiamo veramente qui in Calabria. A te Giuseppe. Grazie Vincenza. Adesso io mi trovo in un'altra di queste grotte e credo che qui si svolgeva quello che era un vero e proprio opificio, l'attività di un opificio, perché come potete vedere dalle immagini ci sono addirittura ancora delle mole qui posizionate a terra e poi potete ammirare queste grandi cisterne che vedete dalle immagini che dovrebbero essere, secondo me erano proprio dei serbatoi, contenevano qualcosa, ma a tutto questo chiedo sempre il parere del dottore Sabatino che è abbastanza informato su questa realtà. Dottore Sabatino, grazie per avermi raggiunto. Grazie ancora a te Giuseppe. Stavo vedendo, questa qui doveva essere secondo me un'attività vera e propria, perché ci sono delle cisterne, ci sono delle zone di conserva, cioè possiamo spiegare meglio che cosa vediamo in questa grotta? Come già detto in precedenza, le grotte avevano una duplice funzione: ricovero e riparo per animali e bestiame allevato e anche come luogo di trasformazione dei prodotti della terra, in questo caso delle olive in olio. Possiamo notare ciò dalla struttura di questa caverna, di questa grotta, che è anche murata in parte e che divideva in più ambienti questo opificio, questo luogo di trasformazione delle olive in olio. La testimonianza è data da questa mona in granito. Quindi questo diciamo, può essere uno dei primi come dire, elementi per definire che qui comunque si trattavano le olive. Quindi certo, questo è sicuro, è assodato. Sì. Vediamo poi addirittura all'interno altrettante caverne più piccole, come se fossero delle celle, no? Un po' delle celle frigorifero, forse perché all'interno potevano conservare meglio il prodotto. Come mai ci sono queste altre incavature all'interno? Esatto Giuseppe. Le varie nicchie o celle o ambienti scavati in questa roccia d'arenaria servivano alla conservazione dei prodotti agricoli trasformati, nel caso, come detto, in olio. Perché? Perché il microclima di una grotta è costante, quindi l'umidità e la temperatura si conservano costanti durante tutto l'anno, quindi era garanzia di stabilità. Beh, un po' come succede anche con... Guardiamo che non esistevano i frigoriferi un tempo. Certo, quindi era a temperatura ambiente a tutti gli effetti, una temperatura costante perché comunque manteneva sempre il fresco. Esatto, e soprattutto durante l'estate era un isolante termico fenomenale, bastava solo chiudere l'ingresso con una porta, con della legna, con qualche cosa, in modo che non penetrasse il caldo e le elevate temperature esterne. Dando uno sguardo dall'altra parte, vedo un casolare. Esatto. Nella tradizione agraria rossanese, ogni azienda aveva un centro direzionale dove durante le fasi agronomiche della raccolta e della trasformazione dei prodotti della terra, il proprietario, molte volte il latifondista o il feudatario, aveva la sua sistemazione, la sua dimora più elegante, aveva una sorta di palazzotto, noi a Rossano li chiamiamo i casini di campagna, dove poteva dirigere e verificare tutte le operazioni agronomiche. E infatti questa ne è la testimonianza. Sappiamo a chi appartiene oggi questo terreno, questa zona, di proprietà privata e di proprietà pubblica? Bene, innanzitutto è di proprietà privata. Io nel 2015, in qualità di consulente tecnico d'ufficio della Procura della Repubblica, guarda caso dovetti stimare proprio questa proprietà. Naturalmente per una questione di riservatezza non dico chi è l'attuale proprietario, ma posso dire che questo casino, questo edificio patrizio direzionale come anzidetto, apparteneva alla famiglia dei baroni De Rosis.
Grazie Roberto, e noi ringraziamo anche chi ci ha permesso di poter entrare qui oggi in questa struttura. Grazie a voi. Rimanete con noi, Fatti Food. Faremo un giro fra pochissimo nel centro storico di Corigliano Rossano. Nelle nostre puntate di Fatti Food sapete bene qual è il nostro successo maggiore, che è quello poi a tavola con gli amici e soprattutto con i nostri ospiti. E siccome ho perso Vincenza e ho perso anche il buon Roberto Sabatino, non vorrei che sono già al nostro tavolo dello show cooking. Ebbene sì, Eccoci qua. Intanto io farei un applauso ad Antonio però, perché ci ha permesso oggi di ottenere questa puntata, di riuscire nonostante tutte le disposizioni, i vari DPCM, i vari dispositivi di sicurezza e quant'altro, però è riuscito a portarci a cavallo, a fare una passeggiata lungo questa bellissima realtà che abbiamo potuto vedere insieme a voi, insieme a Vincenzo, insieme al dottore Sabatino. Qual è il bello di Fatti Food? È quello che poi si conclude a tavola parlando di cibo buono, genuino, ma soprattutto cibo giusto. È vero Roberto? Naturalmente, caro Giuseppe, mi hai permesso di darti del tu. Ma è un grande piacere essere un tuo amico e un vostro amico. Allora, inizio a illustrare cosa c'è in questa tavola. Vino rosso Cirò, fatto con uve varietà Gaglioppo, melanzane a filetto, sott'olio in agrodolce, olive, tarallucci, pane fatto in casa in campagna, formaggio a pasta filata provolone, delle fresine con pomodoro e aglio, la salsiccia, i mandarini comuni, varietà Havana, che sono molto squisiti, clementine che sono dolcissime, che sono caratteristiche di Rossano e la migliore produzione qualitativa di tutto il bacino del Mediterraneo proprio a Rossano, e arance dolci, varietà Washington Napoli. Dottore, però abbiamo mancato qui, che è la parte più buona. Questa è la sardella, è un cibo hot, piccante, che secondo le situazioni va bene, quindi auguro buon appetito a tutti e un caro saluto. Ma un caro saluto noi lo dobbiamo fare ancora a un altro amico che è con noi questa sera, che è l'amico Cesarino. Antonio, lui è la mascotte della tua scuderia, Antonio, è vero? Senti, cosa fai di bello in questo posto? Perché poi perché ci siamo fermati anche a tavola? Perché dopo una lunga passeggiata a cavallo, pensate che tutti coloro che fanno queste passeggiate poi si fermano qui e degustano le tipicità di questo meraviglioso posto, è vero Antonio? Bravissimo. Noi qui facciamo... Cesar è la mascotte proprio, se scalpita, vuole andare in TV, lui vuole essere... equitazione, quindi lezioni di equitazione per i ragazzi, li prepariamo per le gare. Tu sei un istruttore, fra Sì. l'altro, sei un istruttore. Ti ho genere. visto prima mentre facevi dei salti assurdi con i cavalli, beh, complimenti, bravissimo. Visto che parliamo anche di ingredienti, qual è l'ingrediente giusto per poter portare a casa un lavoro del genere? Cioè fare un lavoro del genere, qual è il primo ingrediente? La passione, non lo so, qual è? La passione, il coraggio. Svegliarsi la voglia, presto la la voglia. mattina, perché poi bisogna pulire le stalle, bisogna sistemare... La passione verso questo animale bellissimo che è il cavallo, il coraggio, perché comunque siamo deve avere il coraggio, e poi ci vogliono vedere anche le doti, per quanto riguarda la monta inglese e le gare da salto. Da quanti anni vai a cavallo tu? Da quando ero piccolo, 9 anni, 8 anni. Beh, quindi voglio dire, Ora ne ho per 34. a identificare subito un talento ci metti poco. Com'è andata Vincenza? Mi ha detto, Posso rispondere io? sì, No, fammi sentire l'istruttore. Com'è andata Vincenza? mi ha detto che era bravissima,
ma in effetti era stata molto L'ha confermato. brava, sì. Pensavo che dicesse era scarsissima in realtà. Bene, bene. Allora lascio fare un invito al dottore Sabatino: perché venire in Calabria, perché venire in questi meravigliosi posti e soprattutto venire a visitare quelle che sono le grotte di Calamo. Io voglio invitare tutti gli amici con un saluto, come dicevano i greci antichi, chaire, benvenuti, ma benvenuti in greco non è solamente la parola, è benvenuti, ti aspetto a braccia aperte, perché la Calabria è una terra ospitale e meravigliosa. A questo punto te lo sei veramente meritato, Roberto. Grazie, devo dire la grazie. verità. Quindi ci sta tutto per Vabbè, te. prendiamo assieme alla nostra Vincenza, che oggi ci ha tenuto compagnia nella nostra puntata di Fatti Food. la nostra Amazzone bionda. A Cesar. Grazie. Ma Giuseppe, ma tu hai notato gli occhi di questo cavallo spettacolare, come il cielo? Io non so se la telecamera riesce ad inquadrare, ma ha gli occhi, credetemi, come il cielo, è meraviglioso, davvero. Viva la vita, viva l'amicizia, viva soprattutto gli animali, soprattutto se vengono trattati bene, come lo fa il nostro amico Antonio. Facciamo un giro nel centro storico e vediamo che cosa succede ancora nella città bizantina, perché abbiamo appuntamento con altri due amici speciali: Cecilia, che ci aspetta al Museo Diocesano, e Michele, che ci aspetta per una bellissima passeggiata nel centro storico di Corigliano Rossano. Andiamo? Andiamo, via. Bene, come vi avevo accennato, siamo arrivati al Museo Diocesano della città di Corigliano Rossano, il museo dedicato al Codex, questo grande patrimonio dell'UNESCO che conosciamo ormai tutti benissimo. Perché siamo venuti fin qui? Siamo venuti fin qui perché sapete bene che i musei sono ancora oggi chiusi in base al DPCM emanato dal governo centrale, quindi siamo venuti a capire, ecco, come si stanno anche organizzando in questa fase, proprio perché siamo con il nostro format girando le bellezze paesaggistiche, architettoniche, culturali, monumentali, soprattutto di una città, ci preoccupiamo anche di questo. Tanto vi accolgo nel nostro piccolo Museo Diocesano e del Codex, piccolo ma importante. Ci troviamo nel cuore del centro storico di Rossano, che oggi fa parte di questa bellissima città di Corigliano Rossano. Il nostro museo è un museo che ha una sua importanza storica, perché fu il primo museo diocesano ad essere istituito in Calabria nel 1952 e oggi si trova completamente rinnovato nel suo allestimento, e questo fu fatto nel 2016, quando il codice ritornò dopo un importante restauro, ma soprattutto dopo un importantissimo riconoscimento da parte dell'UNESCO, perché il nostro prezioso codice è stato riconosciuto dall'UNESCO nel 2015 come patrimonio dell'umanità nella categoria Memory of the World. Il museo oggi si divide in due sezioni. Ha una sezione tutta dedicata al codice, in due sale in cui noi accogliamo il visitatore e lo prepariamo alla visione di questo prezioso evangeliario, e poi la sala che custodisce appunto il Codex Purpureus Rossanensis, questo preziosissimo Vangelo greco-miniato, considerato uno dei più importanti e preziosi evangelari presenti al mondo. Nella sezione invece sulla destra del percorso museale si raccoglie tutto il patrimonio storico-artistico del territorio diocesano, o meglio, alcune delle opere più significative del patrimonio che vogliono essere un modo per poter raccontare quella che è la storia del territorio diocesano. Quindi sono organizzate in ordine cronologico e tematico, si parte dall'antichità fino ad arrivare agli inizi del Novecento, per cui si attraversa dallo specchio magno greco alla tavola della pietà di Andreas Pavias, che è un'icona post
bizantina, a una piccola tavoletta della pace, fino ad arrivare al busto argenteo della Madonna Chiropita, che è questa Madonna così venerata nella città di Rossano, fino alle statue di San Nilo e San Francesco, i due santi patroni della nostra città, e una serie di suppellettili in argento che racconta un po' anche quella che è la preziosità dei tesori della cattedrale. Quindi è un modo un po' per fare un piccolo viaggio anche in quello che appunto è il territorio diocesano. Ci siamo separati un attimo con Vincenza, perché mentre io sono stato qui all'interno a salutare Cecilia e gli amici del museo, lei invece è in giro nella città bizantina con Michele. Vediamo proprio di che cosa staranno parlando. Michele, Sì. eccoci qui. Io so che tu sei una guida turistica. Sì. Noi ci troviamo in questo momento nel bellissimo centro storico della cittadina di Rossano e sicuramente, come tu adesso mi spiegherai meglio nel dettaglio, Rossano deriva dal greco, no? Quindi significa promontorio che salva. Noi in questo momento ci troviamo proprio nel centro, nel cuore di una vera e propria città bizantina, vero Michele? Sì, esatto, riguardo al nome di Rossano sono tanti, insomma, i collegamenti che si possono creare, ma tra i più diffusi è proprio la terra rossa, no? La terra ricca di ferrite che si trova venendo appunto verso il centro storico, si può ammirare e notare. Abbiamo parlato delle grotte, noi abbiamo visto come dicevo prima le grotte di Calamo, ma qui a Rossano, comunque nei pressi qua del centro storico, ci sono altre grotte da poter visitare, sono accessibili? Sì, a Rossano ci sono numerose grotte, c'è anche una sorta di censimento in corso e soprattutto dalla parte della zona di San Marco, che è un'altra chiesa interessante bizantina di Rossano. Ci sono delle grotte tutto intorno nella parte inferiore, così come anche qualche grotta dove sicuramente ancora è presente, probabilmente inglobata in un'architettura dei dintorni di questi luoghi. Ovviamente anche in questo caso immagino che i monaci la facevano da padroni, giusto? Beh, in origine probabilmente qui al centro storico le prime abitazioni erano proprio quelle dei monaci, che poi hanno creato comunque uno sviluppo tutto intorno in quest'area. Vincenza, Michele, come va? Bene. Ma guarda tu! No, dove siete stati? Ma fammi capire, anche tu da queste parti? Non posso lasciarvi da soli. Cosa avete fatto? Noi abbiamo fatto un giro meraviglioso, Dimmi. Giuseppe. Guarda, non so se Cosa sei avete andato visto? meglio tu o siamo andati meglio noi. Cosa avete visto? Michele, raccontaci. O meglio, cos'è che cosa abbiamo non visto? avete visto di questa bellissima città? Abbiamo visto, giustamente come dici tu, abbiamo visto soltanto una minima parte rispetto a tutto quello che si può vedere ancora. E allora diciamocelo, e soprattutto diciamolo ai nostri telespettatori, che la puntata non finisce qui, perché le bellezze paesaggistiche e le meraviglie di questo posto dovete aspettare ancora la prossima puntata per vedere quello che abbiamo da raccontare a tutti quanti voi. Però Giuseppe, io ti devo dire una cosa prima di salutare i nostri amici telespettatori, che Michele mi ha detto che vuole essere intervistato solo da me, giusto? Sì. Quindi sì. ragazzi, vi toccherà avere anche me la prossima volta. Beh, a questo punto non mi rimane che darvi appuntamento alla prossima puntata di Fatti Food.